Buonasera e ben trovati a Focus TG. Per la prima volta sequestrati in Italia, a Padova, carne di maiale importata clandestinamente in un doppio fondo dalla Cina, proprio dalla zona in cui imperversa una peste suina molto preoccupante. Naturalmente sono partite le denunce ed è stato sequestrato un magazzino industriale oltre alla merce. 10 tonnellate di carne di maiale potenzialmente pericolosissima arrivata dalla Cina, dove imperversa una feroce epidemia di peste suina africana. Era pronta per essere servita nelle tavole di qualche ristorante etnico padovano. Il blitz della Guardia di Finanza e dell'USL all'interno del magazzino di un rivenditore cinese ha scongiurato che questa carne venisse messa in circolazione. Le importazioni di carne di maiale dalla Cina sono vietate dal Ministero della Salute. Per questo, dopo un monitoraggio delle attività poco trasparenti del commerciante cinese, proprietario insieme alla moglie di un magazzino in via Cile nella zona industriale, i finanzieri sono entrati in azione. Si è andati anche oltre al sequestro di questa carne della quale era vietata l'importazione, incidendo anche sull'attività commerciale col sequestro dell'azienda non nuova a fatti del genere. La carne sequestrata non solo era potenzialmente contaminata, ma anche tenuta in condizioni igieniche precarie e rimasta per ore fuori dalle celle frigorifere. Per questo i sanitari dell'USL hanno deciso per l'immediato incenerimento. Una diffusione di questo virus, della peste suina africana, avrebbe determinato una compromissione gravissima dell'economia nazionale, con particolare riferimento alla produzione, all'allevamento e alla produzione di suini e ovviamente dei derivati dei prodotti alimentari a base suina. I due cinesi sono stati denunciati, la loro attività posta sotto sequestro. Oltre alla carne, che dopo la Cina era passata anche dal porto di Rotterdam in Olanda, i finanzieri hanno sequestrato ortaggi scaricati in mezzo alla sporcizia. Vista la pericolosità della carne, sono stati rintracciati e controllati 2 ristoranti etnici di Padova che si rifornivano dall'azienda cinese, così come è stato controllato il principale competitor, un altro commerciante cinese titolare di un magazzino sempre a Padova. Lì però i finanzieri non hanno trovato carne di maiale. In Cina l'epidemia di peste suina africana ha provocato un gravissimo danno agli allevatori. Ad ottobre 2019 erano stati abbattuti oltre 100 milioni di capi. Queste partite di carne, che in Cina non hanno un valore zero, ma hanno anche un costo legato allo smaltimento, avessero trovato una via di fuga verso l'Europa, appunto con queste importazioni tramite carico di copertura. E che danni può fare agli altri animali, anche alla salute umana, la cosiddetta peste suina africana? Ce lo dice il direttore generale della ULS 6. Il virus è estremamente resistente, nel senso che resiste anche, per dirlo, anche nei prosciutti e in tutti i prodotti di derivazione da carne di maiale, nelle carni di maiale. Pensate che resiste a meno 20 gradi almeno 2 giorni, non resiste alla cottura. Quindi l'alta temperatura, la temperatura della cottura distrugge il virus. Ma ripeto, non c'è un pericolo per la salute umana, il pericolo è per la salute degli animali. Un virus resistente che si diffonde in maniera rapida in Cina ha provocato la morte di centinaia di migliaia di maiali. La peste suina africana ha messo in ginocchio l'economia cinese del settore primario. Per questo l'USL 6 Uganda ha deciso di incenerire subito la carne sequestrata all'interno del magazzino padovano. Se è vero che non esiste il contagio e la trasmissione tra animale e uomo, è altresì vero che potrebbe provocare una moria di capi e il blocco delle esportazioni di carne di maiale e di prodotti derivati che partono dall'Italia. Per la salute dell'uomo nessuno, sicuramente la diffusione, l'ingresso di questo virus nel nostro territorio e la diffusione negli allevamenti avrebbe sicuramente messo a rischio i nostri allevamenti e quindi tutte le produzioni di carne suina, perché il virus si diffonde rapidamente, come è successo in Cina. La Coldiretti chiede l'immediato via libera all'obbligo dell'etichettatura d'origine sui derivati della carne suina per garantire la trasparenza e la rintracciabilità di fronte agli allarmi sanitari che si moltiplicano con la globalizzazione degli scambi. Sotto accusa, prosegue la nota ufficiale dell'Associazione degli Agricoltori, c'è il sistema di controllo dell'Unione Europea con frontiere colabrodo che hanno lasciato passare materiale pericoloso. Esistono controlli serrati
nel momento in cui vengono importati i prodotti, ma anche quando vengono diffusi e in maniera capillare in tutti i luoghi di ristorazione. Noi abbiamo il nostro servizio di igiene degli alimenti e nutrizione che in collaborazione con i veterinari quotidianamente operano centinaia di controlli in tutti gli esercizi pubblici, etnici e non. L'operazione della Guardia di Finanza e dell'USL ha ricevuto anche il plauso del sindaco di Padova Sergio Giordani. Non si tratta di stroncare solo chi fa concorrenza sleale operando in violazione delle norme, ma nel caso di questi prodotti alimentari di tutelare la salute pubblica, ha detto il primo cittadino. E a proposito di salute pubblica parliamo dei Novax, indagine nelle scuole che non hanno allontanato dagli istituti gli alunni che non erano vaccinati secondo gli obblighi di legge. 30 persone, tra dirigenti scolastici del servizio pubblico e regari rappresentanti di scuole private dell'infanzia, sono state iscritte nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Belluno. Dovranno ora rispondere del reato di omissione di atti di ufficio. L'operazione è il risultato delle indagini svolte dal NAS di Treviso, connesse alla verifica delle veridicità delle attestazioni presentate dai genitori dei minori ai fini della prova dell'assolvimento degli obblighi vaccinali degli iscritti. I militari del nucleo trevigiano hanno accertato che i responsabili delle scuole avevano omesso di allontanare gli alunni tra i 3 e i 6 anni non vaccinati e quindi carenti del requisito di accesso alla scuola che doveva essere compiuto senza ritardo. E parliamo invece ancora di un altro pericolo, tanto per chiudere insomma questa pagina, se vogliamo un po' allarmistica, ma le informazioni vanno date naturalmente nella corretta definizione scientifica. L'allerta per il coronavirus che come sapete in Italia non c'è, e proprio per questo l'allerta serve per tenerlo lontano, è anche in Veneto la task force dei medici di base, soprattutto nei comuni vicini agli aeroporti. Allerta massima, ma naturalmente non ci deve essere al momento nessuna psicosi, non ce n'è motivo. Di fronte ai nuovi morti registrati in queste ore in Cina a causa del coronavirus, la Federazione Nazionale dei Medici di Famiglia corre ai ripari, diramando ai camici bianchi tutte le informazioni sulla malattia, dalla descrizione dei sintomi ai percorsi igienici da affrontare in caso di emergenza. Una situazione di allerta, avvertono gli stessi medici, ma non di allarme, che interessa soprattutto le città vicine agli aeroporti internazionali, per il Veneto, Venezia, ma anche Treviso e Verona. Una task force, al momento quindi solo informativa, che riguarda tutti gli ambulatori di famiglia del territorio regionale. Noi abbiamo attivato tutta l'organizzazione in modo che appena arrivino le disposizioni vengano diffuse ai medici di famiglia. È giusta la sorveglianza, ma la psicosi deve essere contenuta perché può essere più pericolosa della malattia stessa. Il coronavirus, confermano le autorità cinesi, fa parte della stessa famiglia della SARS e quindi può mutare e propagarsi facilmente. Quanto ai sintomi, sono praticamente sovrapponibili con quelli portati dall'influenza, anche per questo i consigli sono quelli di sempre, soprattutto per chi si deve mettere in viaggio: lavarsi le mani, mangiare cibi cotti, bere acqua in bottiglia, evitare i luoghi affollati. Fondamentale quindi il ruolo del medico di base che conosce le storie personali dei pazienti. Nella pratica quotidiana applicare quello che applichiamo sempre, cioè l'attenzione al paziente nella sua complessità, perché a parte perché il rischio di questa situazione è che si creano degli allarmi ingiustificati. Ora una breve pausa, poi torniamo con le altre notizie dal Veneto. A Padova una violenta aggressione a un gioielliere dell'Arcella, sul fatto indaga la polizia. La macchia grigiastra sull'asfalto è ancora visibile. Via Tiziano Aspetti, prima Arcella. Qui sarebbe stato aggredito Ivano Galante, 53 anni. Aveva appena chiuso la sua gioielleria, erano le 19:30. Quando ha incrociato un uomo, si tratterebbe di uno straniero. Al termine di un litigio, quest'ultimo gli avrebbe spruzzato un liquido irritante al viso e sarebbe fuggito, forse con il borsello del gioielliere. Dolorante al viso, il gioielliere ha attraversato la strada e si è rivolto ai gestori cinesi del vicino bar. Io ero dentro all'ipodare, no? che aveva raccolto mia moglie, che abbiamo visto che è un po' ferita si cammina un po' a fatica lui, che è venuto da fuori. Non sappiamo se ha attraversato la strada o come ha fatto. Poi l'ha accompagnato nel nostro bagno a pulire subito la faccia perché dice che
gli hanno spruzzato qualcosa nell'occhio. In via Aspetti arrivano il 118 e la polizia. L'uomo viene curato in pronto soccorso, da dove verrà dimesso in mattinata. Non è grave, ma molto provato. Un uomo tranquillo, racconta il barista. Veniva ogni tanto la mattina a prendere caffè da noi, sempre, lo conosco. Anche pomeriggio, a volte spritz, no? Veniva sempre, è vicino. Tra i primi a portargli la vicinanza è il sindaco di Cadoneghe, dove l'uomo vive. Il signore è al buio, completo, a riposo, e vuole anche stare un po' lontano anche dalle, così per il primo momento almeno, dei riflettori. Le indagini sono in corso da parte della polizia, che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Già in passato il gioielliere avrebbe subito una rapina, intanto dal primo cittadino di Cadoneghe una ferma richiesta. Bisogna prenderlo, questo delinquente o questi delinquenti, chiunque siano, che hanno fatto queste cose, devono essere prese, e auspico anche, indipendentemente dalle colpe e tutto, che questi abbiano una pena esemplare. Mohamed Barbri, il marito di Samira, scomparsa da più di 3 mesi, dovrebbe rientrare molto a breve in Italia. Stiamo parlando proprio di una questione ormai di ore, dalla Spagna, dove è stato fermato. Intanto i carabinieri hanno perlustrato con attenzione un pozzo. Questa volta hanno cercato in un tombino a 3 mesi dalla scomparsa di Samira El Attar. Mentre si attende il rimpatrio del marito Mohammed, accusato di omicidio e occultamento di cadavere, i carabinieri tornano a perlustrare i campi di Stanghella che circondano l'abitazione della 43enne mamma marocchina. I militari martedì pomeriggio hanno aperto un tombino e lo hanno controllato per vedere se all'interno era nascosto il corpo della povera Samira o se ci fosse qualche traccia. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, un residente avrebbe segnalato la presenza di questo pozzo in disuso proprio nella zona in cui era stato agganciato per 3 ore il cellulare di Mohammed la notte della scomparsa di Samira. Si attendono inoltre i risultati dei RIS anche per alcune tracce biologiche repertate in un casolare ispezionato anche dai cani molecolari, che hanno trovato un paio di scarpe da ginnastica femminili e un paio di stivali di gomma simili a quelli che Mohammed, bracciante agricolo, utilizzava per lavorare nei campi. I commissari del Consorzio Venezia Nuova, ovvero chi ha in gestione la costruzione del Mose, hanno comunicato al tavolo, riunitosi oggi in prefettura, che il cronoprogramma del Mose prevede la possibilità di mettere in funzione le paratoie a partire dal prossimo 30 giugno in occasione di maree di un certo livello, probabilmente 140 centimetri, anche se la quota precisa verrà stabilita nelle prossime riunioni. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha quindi spiegato che il cronoprogramma preciso del Mose sarà consegnato agli amministratori in occasione della prossima riunione del tavolo, che dovrebbe tenersi a fine febbraio. Ci è stato confermato che il cronoprogramma c'è e che il completamento dell'infrastruttura rimane fissato per la fine del 2021, anche se da giugno in caso di emergenza si potranno alzare tutte le paratoie. Lo ha dichiarato anche l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, Roberto Marcato, all'uscita di questo tavolo informativo sul Mose. Non ci spostiamo di molto perché andiamo a vedere i gravi danni del maltempo di questo autunno. C'è da fare il ripascimento di varie zone del litorale, ad esempio in questo caso parliamo della zona tra Eraclea e Jesolo. Non solo le spiagge attrezzate sono state devastate dal maltempo di metà novembre, fotogrammi di una situazione ancora irrisolta arrivano da Cortelazzo alla Foce del Piave e dalla Laguna del Mort, il lembo di terra tra Jesolo e Eraclea che anni fa Legambiente aveva inserito tra le 11 spiagge più belle d'Italia. Complice la forza del mare, in questa zona i danni sono evidenti, molto il materiale riversato in spiaggia e nella pineta, sui gradoni anche i resti di quello che sembra un maiale o un cinghiale, difficile capire da dove arrivi. Insomma, ci sarà da fare un grosso lavoro, soprattutto per i tecnici Veritas e della società Jesolo Patrimonio. È peccato che vada in qualche modo rovinata, perché diciamo ci sono delle piante e anche una fauna diciamo che è in via di estinzione, quindi sicuramente è una zona che andrebbe tutelata un po' meglio. Servirebbe come al solito, quello che serve sono più persone che controllino, ma quindi automaticamente più mezzi finanziari. Insomma, sempre una questione di risorse che riguarda il ripascimento sull'intera costa jesolana interessata dal maltempo, spiagge attrezzate comprese. Anche per questo la sabbia sarà distesa solo a inizio maggio, così da evitare brutte sorprese. Abbiamo visto che statisticamente, per essere relativamente tranquilli,
che non vengano grosse mareggiate, deve arrivare almeno a maggio, perché anche marzo, aprile siamo a rischio. Appena siamo un po' tranquilli, quindi verso maggio, primi di maggio, la distendiamo e quindi gli operatori possono tranquillamente fare la stagione. Parliamo ora della voragine che si è aperta a Cornedo Vicentino, in una zona dove passerà la pedemontana. Un punto è stato fatto dalla consigliera regionale Cristina Guarda, che ha depositato ora un esposto al Ministero dell'Ambiente. Le fauci della terra spalancate sul cielo sopra Cornedo, una voragine ampia 25 metri e profonda 12 in un terreno ricco d'acqua. Queste sono le immagini girate da un drone che ha ripreso dall'alto lo smottamento, che non è il primo nell'area del torrente Poscola, dove a 17 metri di profondità passerà la galleria tra Malo e Castelgomberto della futura pedemontana veneta. Che si apra un tavolo in cui la politica si prenda la responsabilità di mediare e di aiutare le famiglie. La consigliera regionale Cristina Guarda, che ha depositato un esposto al Ministero dell'Ambiente, chiede un intervento di verifica, anche perché nella zona vivono alcune famiglie che adesso chiedono una perizia approfondita sulla tenuta del terreno e una cauzione di 750.000 euro a garanzia della casa, che temono possa essere danneggiata. Il danno non è costituito solo dal crollo o comunque dal pregiudizio per l'immobile. Devono trovare un'altra casa, devono fare un trasloco. È una situazione tragica, vorrei dire, per gente normale abituata alla quotidianità di quei posti. Risarcimenti ai truffati delle banche. C'è stato un vertice a Padova tra i funzionari della Consap e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Alcune domande hanno ricevuto risposta dal faccia a faccia a Padova tra gli ispettori del FIR, il fondo indennizzo della Consap, chiamato a risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, e le associazioni che li rappresentano. Primo punto fermo: nessuna domanda, neppure le 4.000 già inviate, sarà cancellata. Tutte le domande vengono salvate. È importante la precisazione che in caso di mancanza di qualche documento o di imprecisione, la Consap poi prende contatto, appunto manda un'email con cui si invita a regolarizzare la documentazione. Tirato un sospiro di sollievo dopo le voci girate con insistenze di possibili cancellazioni, molti i dubbi chiariti. Sono state chiarite alcuni aspetti per quanto riguarda la rivalutazione e le azioni ereditate, quindi le successioni. Quindi adesso diciamo che abbiamo tutte le indicazioni per procedere con la massima tempestività. Alle associazioni un'altra buona notizia: per la presentazione della domanda c'è più tempo. La legge di stabilità ha previsto lo slittamento, quindi la proroga di 60 giorni per la presentazione della domanda, quindi il termine ultimo ad oggi è fissato nel 18 aprile del 2020 di quest'anno. Tutte le domande già inviate, nessuna delle domande è stata cancellata o si è perduta, tutte le domande sono archivate in cloud, quindi verranno tutte analizzate, tutte istruite e tutte esitate. Per qualsiasi dubbio il punto di riferimento è il portale del FIR. Dagli ispettori un invito ai risparmiatori: controllate regolarmente l'indirizzo di posta elettronica scritto nella domanda. Trasparenza sulla burocrazia, ma la richiesta resta ferma. Noi abbiamo sollecitato Consap a iniziare i pagamenti delle pratiche che hanno già verificato, cosa che faremo anche col governo. Parliamo del reddito di cittadinanza, concentriamoci ad esempio su un'unica provincia per capire se effettivamente qualcuno poi in seguito ha anche trovato lavoro, che era un po' il secondo stadio della operazione reddito di cittadinanza. Secondo i sindacati no. 4.555 le famiglie che nella Marca percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza con un importo medio mensile di 400 euro. I dati elaborati dalla CISL sono dell'Osservatorio Statistico dell'INPS, che fornisce le informazioni sui nuclei familiari che percepiscono il beneficio economico introdotto alla fine del 2018 dal governo Lega 5 Stelle e confermato dall'attuale esecutivo. Dall'apertura dei termini per le domande in provincia di Treviso sono state presentate 9.400
4.421 richieste di reddito o pensione di cittadinanza. Il 51%, quindi 4.888, è stato accolto. L'importo medio mensile del reddito di cittadinanza, 3.640 le famiglie coinvolte, è di 456 euro, mentre l'assegno per la pensione di cittadinanza, 915 famiglie, si ferma in media a 189 euro. Una situazione che, secondo la CISL, evidenzia due dati. Il primo, che la povertà esiste nel paese, soprattutto anche nel nord-est, cosa che magari qualcuno non la recepisce. La seconda questione è che il reddito di cittadinanza non risolve i problemi del lavoro. Il reddito di cittadinanza, sottolinea la CISL, ad oggi non ha portato gli effetti sperati, ossia la creazione di posti di lavoro e prospettive per lo sviluppo e la crescita, ed il sistema dei navigator, continua il sindacato, non funziona così come è stato concepito. Di qui la richiesta al governo di un cambio di passo. Le risorse del reddito di cittadinanza devono essere indirizzate ad investimenti per la riapertura dei cantieri, per la ricerca, per la formazione, per gli ammortizzatori sociali, che non siano sostitutivi del lavoro, ma che siano strumento per accompagnare chi non ha lavoro o chi lo sta cercando. Dopo la pausa parleremo della grande bellezza che è poi quella del Veneto.